Manifestazione del sindacato trasporti USB nazionale oggi davanti al comune di Agrigento sulla vertenza della TUA che gestisce il servizio pubblico in città. Successivamente i rappresentanti sindacali sono stati ricevuti dal sindaco al comune alla presenza dei vertici stessi dell'azienda, degli assessori Principato e Ciupia. Alla manifestazione ha partecipato anche il consigliere comunale, tra cui il dottore Alfano, che ha parlato di una relazione presentata a suo tempo, fatta dai consiglieri comunali e presentata all'amministrazione pubblica. Quindi la risposta dell'amministrazione, che ha affermato che già da tempo sta avviando le procedure per la gara, essendo la stessa particolarmente complessa. Oggi come USB siamo in presidio davanti al palazzo del comune di Agrigento per rivendicare un servizio pubblico che sia appunto realmente pubblico e che quindi non venga più affidato con proroghe a privati, ma venga internalizzato con un affidamento in house al comune stesso, in quanto abbiamo avuto la prova in tutti questi anni che il servizio, come è stato gestito dalla TUA fino ad oggi, non funziona, non garantisce il diritto alla mobilità ai cittadini e non garantisce neanche diritti ai lavoratori. Alla TUA, in particolare di Agrigento, cosa contestate? Alla TUA abbiamo contestato negli anni parecchie criticità, come ad esempio avevano eliminato il biglietto orario, non avevano rispettato parte dei contratti di servizi con il comune di Agrigento, quindi questa è la palese dimostrazione che il servizio affidato ai privati non funziona. Qual è la motivazione sempre di questa continua proroga da parte del comune verso la TUA? Cercheremo di capirlo oggi se il sindaco di Agrigento deciderà di riceverci, in quanto per noi il servizio non può essere più prorogato, ma appunto deve essere creata un'azienda in-house di proprietà del comune che possa naturalmente rimettere al centro un servizio realmente pubblico dei trasporti. Siamo qui oggi davanti al comune di Agrigento proprio perché ci teniamo che i servizi vengano ridati in mano alle amministrazioni pubbliche, vengano gestiti in maniera pubblica, perché privatizzare, abbiamo visto che a livello nazionale, io oggi sto qui in qualità di rappresentante a livello nazionale privatizzare i servizi essenziali è diventato deleterio, non danno un servizio di qualità, non danno un servizio migliore all'utenza e in più oggi c'è il grosso problema della carenza di personale. Non si trovano più conducenti, in Italia ne mancano 26.000 unità, questo lo dichiarano anche le associazioni datoriali. Per riqualificare il settore bisogna incrementare i redditi d'ingresso, bisogna riprendere e dare diritti e sicurezza ai lavoratori, perché purtroppo questo è un servizio che viene anche spesso aggredito e quindi le aggressioni spaventano il personale. Vogliamo che ci sia quindi più sicurezza, vogliamo dei salari più dignitosi e vogliamo che siano gestiti dalle amministrazioni pubbliche e non in mano ai privati che pensano solamente di fare il loro profitto e non negli interessi della cittadinanza e dei lavoratori. Perché il comune continua in queste continue proroghe verso l'affidamento? Qualcosa c'è sotto? Ma spesso i comuni continuano con le proroghe proprio perché non vogliono addossarsi la problematica della gestione. Ma oggi è diventato fondamentale perché gestire in house il servizio del trasporto pubblico significa dare un miglior servizio ai cittadini. Oggi questo CityTime non è soltanto USB, ma è aperto ai cittadini e anche a chi vuole chiarezza su questa situazione. Come Filti già abbiamo fatto degli esposti in merito alla gara d'appalto di cui ancora questa amministrazione si è chiusa a riccio e non ha dato nessuna risposta, nonostante le sollecitazioni della Filti e io come segretario provinciale. Quindi siamo qui, oggi sono qui in presenza di segretario provinciale per capire questa amministrazione che cosa vuol fare da qui in avanti con questo servizio urbano che da tempo ormai, come tutti sappiamo, ci sono delle denunce, ci sono degli esposti, il malcontento dei cittadini, come il biglietto al tempo che in tanti ne hanno parlato, è una proroga della gara stessa di cui va contro le normative europee. Questo comune non ci dà risposte, però vogliamo capire una cosa, oggi chiediamo all'amministrazione tutta, chi si dissocia su queste malefatte come
se mi posso permettere di dire, e chi sta dalla parte, diciamo, di chi organizza questi altarelli. Quindi chiediamo ancora una volta, con questa presenza, che il Comune ci spieghi una volta per tutte quali sono le proprie intenzioni. Si parla di gara che ancora non si sa nulla, è ancora un mistero, non si sa quanto inizia il bando, non si sa nulla, quindi le nostre risposte che chiediamo sono attualmente quelle che già mi sono espresso. Dottor Alfano, una protesta relativamente alla gestione del trasporto pubblico urbano ad Agrigento che viene sempre prorogato e mai messo a bando. Come mai? Lei è un consigliere comunale, il suo punto di vista? Beh, io devo dire che a nome del Consiglio Comunale sono stato incaricato a suo tempo, nominato assieme ad altri consiglieri, ed è stata costituita a seguito di deliberato consiliare una commissione speciale. Questa commissione speciale era propositiva, nel senso che traendo diciamo, le situazioni, le criticità che sono verificate durante questo periodo, negli anni passati, dalle relazioni fatte anche dagli assessori, mi riferisco al Principato, mi riferisco anche a dei dirigenti e dai funzionari, praticamente traendo spunto da questo abbiamo fatto determinate proposte. In poche parole abbiamo consegnato una relazione con ivi annessi con diversi allegati, circa un 28 allegati, al Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale nel mese di settembre, i primi di settembre del 2022 o metà di settembre del 2022 ha esitato e votato all'unanimità la relazione. Che cos'era questa relazione? Come vi dicevo poc'anzi, traendo spunto dalle situazioni precarie, dalle criticità che sono emerse da un'email che è stata istituita dalla Commissione, verso la quale i cittadini hanno inviato tante lamentele, dalle relazioni, come vi dicevo poc'anzi, fatte dall'assessore o dai dirigenti. Tutte queste cose non sono ampiamente certificate e allegate alla relazione, come vi dicevo, approvata dal Consiglio Comunale. Sono state proposte determinate risoluzioni in virtù del fatto che doveva essere fatto il bando.